Sfogliando la carta dei vini della Stua de Michiel si impara, perché ad esempio ho scoperto che il Pedro Jiménez è un vino bianco, Sì, è nei bianchi, sì. ecco, che chiaramente con l'invecchiamento, Acquista dei colori ambrati, certo, certo. ecco, un po' come anche il vin santo come Dio comanda, come dire, Sì, molto, certo, molto certo, scuro, in realtà nasce, po'. dopodiché Ecco, poi si possiamo trasforma. anche parlare di vini dolci. Intanto noi ci siamo fermati su un vino molto richiesto a livello mondiale che è, ahimè, il Prosecco. L'uva si chiama Glera e in questa carta, come dire, sono evidenziati i vitigni. Esatto, diamo lustro a quello che è il grande patrimonio enologico italiano, cioè il vitigno, la grandezza dei vitigni, di quello che si può trovare in Italia e non solo. Ecco, questo non accade, diciamo, nei vini al bicchiere, perché chiaramente sono alcune proposte che vengono prese fra le bollicine, vini bianchi, vini rossi, vini dolci, sono le 4 categorie. Le birre chiaramente vengono servite al bicchiere, comunque sono piccoli Sì, formati, da 50 e in giù, dall'Italia, dal Belgio e poi abbiamo, dall'Inghilterra, dall'Irlanda, dalla Germania. ecco, soprattutto Belgio vedo, Sì, ecco, sì, bene, Belgio bene. soprattutto. Poi abbiamo quindi gli spumanti, metodo classico, ma chiaramente in un albergo, insomma, della linea Hotel di Work, mentre non deve mancare il prosecco. C'è anche il prosecco della casa? Sì, Quello abbiamo marchiato, anche, esatto, il nostro Biancaviglia Selezione La Perla. ecco, e l'altro E invece, invece è un'azienda che ha voluto un po' differenziarsi da quello che si chiama Prosecco, infatti l'ha chiamato Bolle Bandite Surly. Bolle Bandite perché non è più Prosecco, ecco, non è quello che lui vede nel Prosecco moderno. e quindi come deve essere un buon prosecco se proprio lo vogliamo bere, visto che qui abbiamo ogni ben di Dio a disposizione, perdersi nel prosecco mi pare una stronzata, potrebbero dire giù al sud, e in realtà ci sono dei prosecchi Ci sono interessanti, o di prosecco. cartizio o rifermentati in bottiglia, Uno dei se produttori mi posso della permettere. quale stimo sempre di più è Gregoletto. Gregoletto Sì. è la storia del prosecco e fa dei prosecchi surli che sono veramente bevibili, è una bellissima sapidità ed è un prosecco che ti finisci tutta la bottiglia. Che li abbiamo fuori carta. Sì, questo è fuori carta. Ah, ok, perfetto, sono anche di fuori carta. Abbiamo uno champagne che tiene invece come benvenuto al ristorante gastronomico, tiene già da parecchi anni, Sì, la una grossa Maison. collaborazione con Bruno Paiat. Sì. Bene, questi sono gli sparkling wine, poi chiaramente abbiamo, ecco cosa succede, che c'è un lungo elenco di blend, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, poi cambiano le percentuali. Sì, certo, certo, non andiamo a specificare esattamente la percentuale di uno e l'altro, ma li avremo raggruppati. Quindi si può andare da un minimo di percentuale del Pinot Noir, che non so, troviamo me ne dica uno, qua ce ne sono in ordine alfabetico, Possiamo passando da prendere con il Pont Rosé. Pont Roger, per Il esempio. Pont Rosé ha poco Pinot Noir, Sì, sì, ha ha piccola più percentuale. Chardonnay, Sì. ecco, quindi è meno strutturato, non so come potremmo È più dire. classicista, ecco, perché chi prende poi Champagne Blend, Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier vuole più uno Champagne classico, ecco, Ecco qua. rispetto a un Blend Blanc, un Chardonnay. Questo viene spiegato chiaramente dai sommelier. No, io le dicevo c'è un piccolo difetto, nel senso che qui, dove inizia il nome insomma, del vino, se devi fare una foto, come dire, hai qualche problema della piega. È Ecco, troppo, questo è troppo grossa ecco. la carta adesso. Ecco, questo è a livello tipografico, quindi del Dovremmo packaging. diminuire gli Ecco, acquisti allora, per ecco, risolvere bene, quel bene, problema. bene. Poi abbiamo di Pinot Noir in purezza, Quindi Blanc de Noir. abbiamo anche spumanti che a parte dalla regione della Champagne, perché poi è la Champagne in Francia che produce, è difficile trovare una bottiglia di un'altra regione. In Italia abbiamo varie regioni. Sì, certo, Ecco, certo, ecco. quando si parla di Francia tendenzialmente si parla di champagne, ecco, per quanto riguarda il metodo classico. Qui praticamente fuori dalla Champagne non abbiamo niente. Sì, abbiamo qualcosa della Loira Loira. con Chenin Blanc. Uno. Uno. Ecco, uno fuori Champagne, farvi capire un po' cosa succede appunto in Francia, mentre da noi le regioni, le zone sono oltre Papa Pavese, Sì, Franciacorta, Trento Doc, un po' di Alto Adige. Emilia Romagna.
Emilia Romagna, certo. All'Ambrusco. Certo, ecco. anche una volta, certo. Ecco, e poi Piemonte e Moscato d'Asti. Lei sa che c'è il Moscato d'Alba? Sì, L'ha sì, saputo sì, anche sì, lei? l'ho Ecco, saputo, ecco, sì. ecco, sembra che ci siano 3 secoli, tra l'altro, di storia dietro a questa unica bottiglia di un produttore di Alba. E ce l'ha qua? No, non ce Non ce l'ho. l'ha. Vabbè, chiaro, qualcosa può Scappa essere anche a sfuggito, noi. però devo dire che fra le carte è quella più veramente ricca. Qua siamo ancora ai vini spumante, e quindi Slovenia. Ecco, abbiamo Sì, anche abbiamo una ribolla gialla. sì, il Movia, il bianco, il puro bianco con la sboccatura in secchiello alla minute. Bene, passiamo così invece a vini bianchi, questi chiaramente fermi, se si dice così anche qui a Corvara, in Alta Badia, e quindi si parte in ordine alfabetico col vitigno Chardonnay, e poi avanti, per esempio Nosiola, che è questo vitigno del Trentino, che ha un vino che lei ha Sì. scelto. Castello Arna, esatto. Che fa solo con Nosiola. Forse il più interessante vino che hanno il vitigno autoctono che hanno in Certo, che poi è quello del vino santo. esatto, del vino santo e non del vin santo, che sono Che due poi, cose un po' differenti. ecco, che poi troveremo, c'è poi c'è. più avanti. E poi vediamo altre cose che possono saltare all'occhio, fra i vini bianchi, che avete Riesling. Vediamo le regioni, vediamo, Adesso qui è tutto qua abbiamo tutto Trentino Alto Adige, anche perché chiaramente la carta è anche, come dire, a chilometro zero. Poi si arriva in Emilia Romagna, dove stranamente abbiamo questa azienda che comunque appare nelle carte nazionali, forse anche estere, e quindi abbiamo la stoppa. la stoppa e anche sì, Quindi il vitigno è Malvasia aromatica. di Candia, Ortrugo e Rabbiano. Abbiamo anche l'azienda agricola Lattosa. Esatto, sono le due sempre di Colli Picentini, appena per un pelo in Emilia Romagna, poi siamo quasi inoltre Po Pavese, siamo quasi in Lombardia, siamo al confine, l'Emilia Romagna, poi quella dell'Ambrusco o eventualmente la Romagna, che ancora non appare, ma so che c'è. Poi lei, come dire, ama la Romagna, ama Faenza, insomma. Certo. E poi andando avanti, Abbiamo sfogliando. diverso Friuli a noi ci piace molto, è una regione vitivinicola straordinaria, grandi vini bianchi. Piace anche grandi agli austriaci, produttori. è segno che chiaramente è valida, ecco, quando qualcosa è valida, è valido chiaramente. Forse avremmo bisogno un po' più di turismo del vino. Questo Potrebbero sicuro. essere anche loro come Toscana e Piemonte, insomma. Abbiamo bisogno più di qualità del turismo di vino. Esatto, quindi anche perché comunque l'enoturismo, immagino che voi lo conosciate molto bene. Sì, certo. E bene, andiamo avanti, abbiamo anche il Lazio, fra i vini bianchi, il Fiano. Sì, è una piccola azienda, lavora molto bene, si chiama Le Rose, ma sono veramente molto molto bravi. Vediamo un po', qua Verdicchio, chiaramente nelle Marche. Ovviamente un po' di Piemonte. Abbiamo un Viognier Piemontese. Abbiamo ovviamente un po' di Sicilia anche, con Malvasia, con il Caricante, con Catarratti, con il Garganico. Queste sono le nostre regioni, chiaramente l'elenco è, mi sembra, in ordine alfabetico. Sì. Ecco. Poi scendiamo giù. Ecco, Garganega, abbiamo anche assaggiato qualcosa, tra l'altro c'era Uno studio di Carugate, un'azienda che si trova proprio a San Bonifacio, nella zona di Soave, che fanno proprio questi studi su questi vitigni non aromatici con grandissimo risultato. quindi loro sono praticamente nella zona di Soave, mi sembra di Esatto, capire, sì, sì. e comunque producono, poi hanno dei terreni, immagino, anche in Valpolicella, e sono famosi Sì, è la tendenza ormai dei produttori di Soave avere anche degli appezzamenti in Valpolicella, ma negli ultimi 10-20 anni che io sappia.
Andiamo avanti, si arriva poi alla Francia con Muscat, vedo. Sì, abbiamo Alsazia ovviamente. Per esempio Montrachet l'avete venduto. Sì, Ecco, no, perché quello che mi va a dire magari non si trova né Romanée Conti e Montrachet, perché queste bottiglie molto rare arrivano, evidentemente avete una buona clientela e quindi vengono bevute qua al ristorante. diciamo che hanno un buon rapporto qualità-prezzo, abbiamo questa identità di non avere dei rincari eccessivi o quello che noi pensiamo, ma di godersi il vino a tavola Ecco. e via, per cui chi sa viene spesso e si prende su queste bottiglie e via. Il mio grande dubbio è bere Romanée Conti da 20.000 euro, mi sembra, magari da voi costa anche un po' meno, a tavola con dei piatti, non so, lo farebbe. Non ho 20.000 euro, per cui non mi pongo, non mi pongo la risposta. Ecco, non abbiamo questo problema. Esatto. Ecco. Poi abbiamo Chardonnay dalla Francia, questi sono vini bianchi, Passiamo alla Germania, con il Riesling. Pfalz, Rheingau, siamo in Austria, chiaramente una grande carta, chiaramente comunque ampia dedicata scelta. anche. Ecco, si arriva in Slovenia. Ecco, in Spagna abbiamo questo Pedri Menex che è nei vini bianchi e viene considerato comunque non da dessert. No, questo è vinificato a secco. Pedro Menez è il vitigno, poi Sì, dipende. Moscatello selvatico. Esatto. Esiste anche da noi in Italia? No. Quindi bisogna andare là dalle parti di Cadiz, dove è arrivato, tra l'altro è arrivata anche là una terza stella, non solo qui in Alto Adige, a Poniente, quindi sarà un motivo in più per andare da quelle parti, perché effettivamente Pedro Jiménez affascina. E quindi poi Spagna. Sì. E anche questa è un po' una novità, non siamo aperti ancora ai vini spagnoli, ma piano piano ci stiamo apportando, anche perché spesso anche per noi professionisti non esistono modi per poterli assaggiare in batteria, ecco, per farsene veramente se non andando là ovviamente. E poi magari la cosa più interessante è diciamo il rosso, oppure ci sarebbe il metodo classico spagnolo, non so Sì, se l'hai di cava non ne abbiamo, ecco, no. cava non ne abbiamo ancora, ma siamo sempre aperti, ecco. Bisogna sempre dire una cosa, che la carta del Perla è aperta solo esclusivamente ai vini provenienti dal vecchio mondo, per cui Spagna, Germania, Francia, Austria e non siamo aperti a vini provenienti dal nuovo mondo, non perché non siano buoni, ma perché ci vogliamo focalizzare su quello che è l'enologia classica, chiamiamola così. Nei vini rossi bisogna sapere chiaramente che l'Amarone viene da uva corvina e trovarlo chiaramente in carta. Sì, questi qua sono, questo che stiamo sfogliando adesso in questo caso sono rosé. Però sì. Questi sono i rose wine. Sì, Ecco. sì, sì. Ecco, quindi c'è anche una parte di rose wine che si limita Ha a una pagina, ovviamente ecco. essendo noi a 1600 metri, il rosé non è un vini che hanno un grandissimo appeal neanche d'estate, però ovviamente abbiamo dei cavalli di battaglia che può essere da Valentini, Cerasuolo, quindi molto Esatto. scuro, no? Un rosso forte. Abbiamo Shiraz a due mani, abbiamo diverse cose, insomma. Il più chiaro di questi? Più vicino. Più provenzale, Ecco, bravo. chi miglior Trasparente. provenzale, esatto, di un rosso, Ecco. di un rosé della Ecco. Provenza. Eccolo qua. Che è fatto con Chateau della Valentini, Grenache, E Cinsal. che è rossa, la Grenache. Esatto, si può Esatto. vinificare, è un Ecco, vitigno. la usano esatto. e rimane molto trasparente. Bene, no, interessante. E poi abbiamo passiamo- ecco, Cabernet Franc Merlot, Qui passiamo con le C'è un- zone dei rossi. c'è un produttore. Sì, che là, sì, Walter Julian produce questo taglio da base di Cabernet Franc e Merlot. Ecco, qui in Alto Adige. Qui in Alto Ecco, quindi chiaramente ampio Sul lago di spazio, Caldara. la grain, e Ovviamente il vitigno quindi autoctono al Totesino. Merlot in purezza, Poi Pinot c'è Noir. Pinot Noir. Qual è il vino in Alto Adige che costa di più fra i rossi? Sì. Il massetto della situazione. Si chiama Roccolo di Hofstetter, Vigna Roccolo di Hofstetter, che in carta andrà su 220 euro. Ecco. È una selezione di Bartena, si chiama Vigna Roccolo. Bene, poi abbiamo del Pinot Noir,
Poi abbiamo assaggiato ieri sera in questi, ecco, vengono fatti dei menù anche per i vini, non solo per i piatti. Certo, abbiniamo ogni portata un calice. Ecco. Quello che ha assaggiato lei era August Kessler, Che è Kesseler, perché ci sono anche le sorelle Kessler, che magari uno se le ricorda Esatto. ancora. Kesseler, ecco. sì. Poi andando avanti quindi con i vini rossi, ecco per esempio Vernas, come la chiamano in Germania, Austria, in tedesco Vernas, che sarebbe poi il lago di Caldaro, sarebbe Esatto, la Schiava. La Schiava, ecco, il vitigno, qui non ha messo la traduzione. Abbiamo messo proprio Vernaccia come da tradizione vuole. Ecco, tra l'altro ecco, io ho individuato un Donna Ruse, perché c'era poi un brano musicale, io conosco bene, che era Donna Ruse. Questo è il Donna Ruse, Di Armand Donat. che è quello che costa di più, ecco, quindi, Grande vino, Armand Donat Ecco. fa dei grandi vini. ecco, e questo è un buon. Com'è secondo lei, come deve essere una schiava, tanto servita fredda? Servita fresca magari, Fresca. deve avere tutti i sentori di piccoli frutti, deve avere una grande sapidità e una bellissima bevibilità. Da questi vini bisogna aspettare questi, non ci si può aspettare delle strutture importanti, ma devono essere dei vini che abbiano Certo, una bella insomma, bevibilità. ecco. E col Bisogna pesce, ricordarsi. chiaramente piatti Ci sta, leggeri, benissimo, chiaramente, ci sta. anche perché poi anche estivo, no? Sì, una come bella vino. freschezza, una bella acidità che taglia magari. Idem per la zona di Maddalena, Sì, dove ecco, loro possono aggiungere un po' di Lagrein alla Vernaccia. c'è un massimo di percentuale di finale. Sì, credo sia un 20, un 30, adesso non mi sfugge esattamente la percentuale, però sì. Abbiamo solo Cabernet Franc, poi c'è il Cabernet Sauvignon con Cabernet Franc e Merlot. Ecco, che è sempre importante specificare, perché poi voi che siete, no? Col Sassicaia siete i maggiori rappresentanti, insomma, va detto che sembra sia il 75% di Cabernet Franc. Sì. Ecco. Non è facilissimo tenere aggiornati tutti i vitigni perché ovviamente i vini cambiano. Ah, ecco. E lì Alcuni chiaramente cambiano possono, il blend e di ecco. conseguenza. Ad esempio, cos'è che è cambiato? Un vino famoso che ha fatto. Ornellaia ha cambiato Ecco. più di qualche volta, ecco, più di qualche volta siamo rimasti magari Quindi indietro. ecco, può essere, ce ne sono magari in una sezione. Esatto, poi No, magari di cambia, un esatto, perché periodo può di essere che annata. un 2.10 ce l'aveva Ecco. e in 2.12 avevano cambiato il vitigno, ecco questo sì. E questa cosa piace, a parte gli italiani, anche gli stranieri che si recano qui, come la. Diciamo che non è una carta semplice di consultazione, cioè uno deve avere un po' di conoscenza per aprire questa carta, non è una carta proprio per tutti, ecco, o non è semplicissima, questo ce ne rendiamo anche conto, però è la nostra identità, le identità sono belle perché piacciono o non piacciono anche. Bene, andiamo avanti con i vini rossi, abbiamo ancora l'Ambrusco. Sì, abbiamo di Saetti, rosso viola, vigneto Saetti, abbiamo qualcosa, sì, ovviamente poi abbiamo anche Perché prima avevamo un vigne di San un vino Lorenzo. spumante, cos'era, bianco prima, erano gli sparkling, Bellei, no? Cos'era, Catino alla volta. Era un rosé però, un lambrusco. Ah, era un rosé, Sì, un Lambrusco, ecco. E qui invece lo ritroviamo, è l'unico al mondo, cioè un vino spumante rosso, è una cosa unica, anzi io ne approfitterei, no? Sì, è vero. Anche perché insomma la piacevolezza poi della bollicina La chiaramente beva. è indubbia, quindi non ci sono altri rossi. No. No, in Italia credo proprio no. Questi vini rossi e veniamo quindi so che c'è una sezione di Merlot, ad esempio di Masseto. Sì, andiamo subito. Ecco, quindi dove è stato messo? In Toscana. In Toscana, ecco, perché noi ovviamente. qui siamo in. Qui siamo ancora in Friuli. Ecco, perché stiamo arrivando. ci vuole un po' di tempo. Ecco, c'è la Lombardia con i vini rossi e quindi poi abbiamo qua, vedo un Nebbiolo, l'Altellina. Sì, con Arpepe e compagnia bella. Quando si Non mette mette il Nebbiolo si intende quella zona là, Esatto, lombarda. in questo caso sì, non è chiavennasca esattamente come lo vorrebbero chiamare loro, però noi utilizziamo il nebbiolo, sì, o spanna, come diciamo. Perché qui poi siamo in Lombardia. Ecco, Esatto, quindi, siamo quindi nella zona sezione valtellinese, Lombardia. esatto, chiavennasca. Quindi fra i rossi della Liguria ce n'è uno, ma
come dire, buono. Sì, esatto, Buono. il rossese di dolce acqua. Ecco, Lacrima. Lacrima di esatto. Lacrima siamo nelle Marche e quindi non ha specificato Moro d'Alba. No, io ho trovato solo lacrima come denominazione, come Ecco, indicazione sul c'è quindi vitigno. anche Esatto. una ricerca. Poi arriviamo quindi al Barbiera Nebbiolo, poi abbiamo E qui arriva tutta la batteria di piemontesi, ecco. con tutti ovviamente. Ecco, il grignolino, tra l'altro un grignolino l'ha scelto. Sì, è un grignolino di Accornero, Bricco del Bosco, Vigne Vecchie, veramente una grande espressione di grignolino. Io non ho una grandissima conoscenza di grignolino, ma certo una volta che si assaggia il suo si rimane stupiti e gli ospiti lo capiscono perché è uno dei vini più gettonati anche. È chiaro che non capiranno mai in zona Barolo, Barbaresco, Alba, quelle zone lì, in Langa, forse anche nel Roeo è difficile comprensione, ma nessuno è profeta in patria, insomma, non si berrà mai un moscato di Scanzo a Bergamo. Sì, certo, Ecco, certo. non so se lei ce l'ha dopo. No, non ecco, abbiamo moscato di Scanzo. perché sarebbe un rosso da dessert. Esatto. Ecco. E quindi Nebbiolo, abbiamo Nebbiolo Barbaresco, quindi 3/4 di pagina, perché poi invece il Barolo ha la meglio, c'è più scelta di Barolo. Sì, certo. Ecco. Abbiamo addirittura 2 pagine. Il cuore ci porta lì, insomma. Ecco qua. Ecco, arriviamo, anzi, due pagine più 2, ecco, proprio non ci stavano. Ecco, qui qual è il vino più costoso? Vabbè, adesso sicuramente quello che ha un po' spaccato un po' quasi tutte le carte è Monfortino 2010. Questo sicuramente, ma ha spaccato non solo questa carta, ma anche tante altre dei nostri colleghi. Io no, eventualmente se serve, siccome ho visto che del Sassicaia 2000 avete il 3,75, poi passate alla Magno, mi Sì. sembra. Ecco, non avete Abbiamo finito. terminato il Ecco, 7,50. che valore ha? Magari ci mettiamo d'accordo. Siamo aperti a tutto. Siamo aperti a tutto. Quando siamo? Quanto in carta, quanto può andare a averlo? Un 2000? In 2000 da Se non l'avessero- 750? Normale. Beh, in carta era sui 350. Ecco, bene, fa piacere che insomma, ci sia una buona quotazione e quindi i Baroli e poi vediamo ancora, abbiamo Primitivo, ecco Primitivo qua siamo Manduria, Gianfranco Fino dov'è? No, lei proprio non lo è un po' più in là e esse forse quelli un po' più rappresentativi come vitigno. E poi c'è Gioia del Colle, se non ricordo Esatto. male, poi comunque ci sono i Primitivi anche fuori da Manduria, comunque in Salento. Esatto. Ecco, bene, e poi ecco, qui arriviamo in Sicilia, vedo il Perricone. Sì, Perricone di Francesco Guccione in questo caso, ci troviamo nella zona del Palermitano, vini del cuore, vini con un'anima. Nerello Mascalese, ecco, Nerello Mascalese che vale, che ha un valore alto, è Il quota 1000 di Graci sicuramente. ecco, Graci è forse uno dei più interessanti produttori che... perché in realtà E adesso abbiamo una Magnum Sì. di terre nere, però effettivamente costando comunque la bottiglia normale 102 piuttosto che 150 di Graci, anche perché immagino che insomma anche il prezzo, il rapporto qualità-prezzo chiaramente sia importante per una carta. Certo. Ecco, quindi è inutile consigliare un vino molto costoso che poi, no? Che ne dice lei del Crystal? Il Crystal costa molto, lo chiedono, chiaramente ce lo devi avere, sempre, però comunque, di questo è a gusto personale. Ma... ecco. Poi vediamo ancora, siamo ancora con i rossi, abbiamo una grande, ecco qui, ecco siamo arrivati al momento del Sassicaia. Il Sassicaia occupa due pagine, più 2, è successo prima col Barolo e quindi il Sassicaia ce la fa da solo.
e sul Sassicaia noi vi rimandiamo a un altro video.